Conclave dei sindaci nel veneziano per discutere sul nuovo piano casa approvato dalla Regione Veneto. Ciascun comune dovrà deliberare le modalità applicative entro il 31 ottobre prossimo. Ed è per tentare di dare omogeneità ai lavori che la provincia di Venezia li ha convocati tutti. Dovranno deliberare per il territorio di competenza entro il 30 ottobre, tenendo conto che con il piano casa regionale il proprietario avrà la possibilità di ampliare la volumetria del 20%, se demolirà o ricostruirà del 30% e se utilizzerà impianti fotovoltaici o se abita in campagna ancora di più. Per coordinare questa rivoluzione edilizia, la provincia di Venezia ha convocato i sindaci del territorio per affrontare modalità e limiti in maniera armonica. I comuni possono decidere, ci sono molte opzioni e quindi possono scegliere diversamente, tentare di dare omogeneità alle scelte che vengono fatte in provincia. Noi su questo siamo disponibili e ci proponiamo come coordinamento, aiuto alle amministrazioni comunali, fornendo materiali e tutto il sostegno che l'ufficio urbanistica provinciale può dare. È un malloppo di 300 pagine il commentario sul piano casa predisposto dalla Regione, ma in realtà gli articoli ai quali i sindaci si dovranno attenere sono solo 11. È semplicissimo, invito i cittadini a leggerlo e i sindaci a leggerlo e non lasciarsi fuorviare da tecnici, insomma, mi autocensuro, quindi sto zitto.